Quando sono arrivata ero un po' titubante. Motivo? Si sa quello che si lascia, non si sa quello che si trova. Era un pomeriggio di sole, gli ultimi giorni del mese di agosto, periodo di vacanza. Ad attendermi c'erano 3 suore, Sorina Merotto, Sorita Montecchio e Sor Agnese Alpago, che è da 9 anni su un letto che soffre e offre. Ho avuto una buona impressione della casa, perché era bella e ordinata. Quello che mi ha colpito di più, il silenzio e poco movimento nelle strade, perché era periodo di ferie. Tutto questo è stato per me un bene, perché ho potuto esplorare qualche via del paese, incontrare delle persone e anche qualche ragazzino. Mentre mi intrattenevo con loro, ho capito che erano persone semplici e buone. Il giorno successivo, successivo del mio arrivo, ho avuto l'incontro col parroco Don Angelo Dalbò, una persona buona, gentile. Abbiamo fatto un bell'incontro, ci siamo parlati di tante cose, siamo parlati della pastorale e della scuola materna. Il colloquio è stato veramente distensivo e ricco. La scuola dell'infanzia funzionava abbastanza bene. C'era un consiglio, presidente il signor Antonio Mazzer, successivamente il signor Stefano Catelan. Pensi quanti anni sei? Lavoravano con responsabilità. Anche i consiglieri erano bravi. Non si potevano fare cose grandi. I mezzi erano pochi. Però il necessario non mancava. Con le insegnanti, la signora delle pulizie Lucia, c'era armonia e collaborazione. Nell'ambito pastorale avevamo la piena fiducia del parroco. Si lavorava assieme con rispetto. Il parroco si chiamava di nome Angelo, ma era veramente Angelo di fatto. Questo lo potete dire anche voi. Si lavorava assieme con rispetto e unità, superando le difficoltà. C'erano delle difficoltà, certo che c'erano, però le superavamo perché ci rispettavamo ed eravamo uniti. Di grande aiuto era il consiglio pastorale. Insieme si organizzavano incontri, feste, si prendevano decisioni, il paese era attivo. Che dire dei giovani? Si seguivano con gli incontri, ogni tanto si invitavano degli esperti, si cercava di educarli nello stile di Don Bosco per farli diventare buoni cristiani e onesti cittadini. I ragazzini, vivacissimi, ma sempre presenti sia al catechismo che all'oratorio. Alla Santa Messa non tutti erano presenti. Era veramente una bella realtà. La frazione era piccola, ma non mancavano le strutture, campi da tennis,
campo da calcio, un prato dove si poteva fare qualsiasi gioco, un teatro e un bel teatro o sala di teatro. Per il Greste c'erano 20 animatori. Don Bosco diceva: ama ciò che i giovani amano e il lavoro educativo sarà assicurato. E che dire delle ex allieve? Erano onnipresenti. Penso che anche oggi lo spirito di Don Bosco e di Madre Mazzarello, nostra cofondatrice, continui ad essere presente in ciascuno di loro. E l'invito che voglio farle: lavorate con i giovani, le giovani e per i giovani, specialmente per i più poveri, con gioia e entusiasmo, così avrete aiuto e in questo modo aiuterete le generazioni di oggi e di domani. Infine, la partenza delle suore. È stata una sofferenza per tutte, per noi, le superiori, il parroco e la popolazione. Le ex allieve penso che abbiano incarnato il carisma di Don Bosco e di Madre Mazzarello e possono essere loro le continuatrici dell'opera di oggi e di domani. Grazie dei vostri saluti, della vostra accoglienza e vi ricordo sempre con tanta riconoscenza. Adesso, se il parroco mi permette, vorrei oggi, oltre che i 100 anni della fondazione della scuola, è la festa di Maria Ausiliatrice. La Madonna, diciamola, la Madonna di Don Bosco. Ecco, a Torino ci sarà la grande processione questa sera. Allora, il Papa dice sempre: diciamo insieme un'Ave Maria, e la diciamo per la parrocchia, per il parroco perché sappia guidarvi bene, per tutta la popolazione, per tutte noi, perché veramente la Madonna assieme allo Spirito Santo ci guidi e ci insegni la strada per camminare sulla via giusta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, aiuto dei cristiani. E viva Cimetta!